importante innanzitutto per la struttura musicale di evidente origine gregoriana, importante per le difficoltà interpretative che propone ai 4 esecutori, importante soprattutto però per il contesto in cui veniva e viene eseguito la cerimonia del ringraziamento. Mai come in quell'occasione, in questa occasione, il coro diventava quello che dovrebbe essere sempre la voce di tutta la comunità. Quando il sacerdote ricordava a ciascuno dei presenti i momenti di gioia, i momenti di dolore che aveva avuto, ricordando i nomi di tutti quelli che erano nati, che si erano comunicati, che si erano sposati, che erano morti, quindi facendo diventare questa cerimonia del ringraziamento dell'ultimo dell'anno una sorta di rito collettivo in cui tutti ripercorrevano i momenti belli ma anche quelli brutti che in un anno per forza di cose passano nella vita di ciascuno di noi. E in quel momento poi c'era questo coro che diventava la voce di ciascuno di noi, di ciascuno dei presenti, in cui ciascuno poneva tutto quello che il sacerdote gli aveva ricordato di bene e di male, e il coro aveva questa funzione quasi di collegamento tra